Cioè un amministratore che guarda lontano, che guarda non soltanto all'oggi, ma guarda un po' lontano, vede qualsiasi problema lo vede come oggi, ma si preoccupa di dire ma domani come potrebbe essere. Allora vedete che quasi tutti i paesi che hanno deciso di fare i cosiddetti ring, perché il traffico, la mobilità non è una cosa da poco. Cioè se io per arrivare a Portogruaro, arrivo a Portogruaro oggi in 3 minuti e poi arrivo all'incrocio, alla rotonda dei Frati, e da lì per arrivare alla rotonda di Via Trieste impiego mezz'ora, è qualità della vita che mi viene tolta. Allora, se un'amministrazione oggi dovesse, vista questa esperienza che le rotonde, praticamente chiunque di voi gira per Portogruaro scopre che ormai le code sono più lunghe di quando c'erano i semafori. Quindi vuol dire che probabilmente quel sistema di traffico non funziona. Ma se qualcuno volesse oggi modificarlo, sperimentare il ring a destra o a sinistra, non lo può fare. Non lo può fare perché sono state fatte delle costruzioni definitive, belle, piacevoli, belle in facciata, ma erano veramente utili? Ecco, questo è lo sforzo che noi vorremmo che un'amministrazione facesse, quello di andare più in là, di guardare più in là. Arriviamo al caso di Summaga. Con Summaga noi il programma non lo possiamo fare da Portogruaro con la cartina o con la testa dei portoghesi. Un programma per Summaga non può che essere fatto vivendo e rapportandosi con i cittadini di Summaga. Noi abbiamo i nostri rappresentanti, li abbiamo coinvolti, abbiamo aperto discussioni con loro, abbiamo cercato di capire quelle che potevano essere le priorità, le attese. E con loro abbiamo cercato di costruire anche delle bozze, delle ipotesi di programma. È un po' un gioco che abbiamo inseriti come allegati al nostro programma e li abbiamo chiamato decaloghi. Decaloghi perché sono 10 punti, in alcuni casi sono 12, ma li chiamiamo decaloghi lo stesso. Cioè sono dei punti che i cittadini, quelli che si sono, che hanno deciso oggi di mettersi in squadra, di confrontarsi in una campagna elettorale, quindi che hanno messo a disposizione di una squadra politica la loro disponibilità di tempo, di esperienze. Ecco, con loro abbiamo costruito queste idee. Attorno a queste idee poi si andrà a costruire un patto, un vero e proprio patto, il patto dell'amministrazione con le frazioni. Il patto che impegna il sindaco ad affrontare i temi dell'amministrazione locale, partendo da loro, non portando a loro risultati, non portando a loro quelle che sono le decisioni già prese o dicendo avevamo 1 milione di euro, abbiamo fatto il parcheggio. Vabbè, eravamo tutti d'accordo di fare il parcheggio, c'era qualcosa che poteva essere prioritario rispetto al parcheggio, il parcheggio si poteva fare lì o in altro posto, lo sviluppo si poteva fare lì o in altro posto. Ecco, c'è questo pensare assieme alla comunità locale, e insisto, comunità locale è fatta di cittadini, non di elettori. La comunità locale sono tutti quelli che vivono in un territorio, indipendentemente dal fatto che votino A, B o C, e che devono essere ascoltati indipendentemente dal fatto che votino A, B o C. Tutti i cittadini costituiscono questa comunità e questi cittadini possono dare degli indirizzi, esprimere i pareri, dare degli orientamenti. Non vuol dire che quello che chiederà la comunità tutto sarà fatto, perché è chiaro che non tutto può essere fatto. Cioè, si deve però avere un libro dei sogni attorno al quale cominciare a lavorare, proprio per non fare la baracca a cui si aggiungono ogni volta dei pezzettini e in maniera estemporanea, ma fare un progetto complessivo in cui ci siano tutti i pezzettini, quasi una grande villa in cui c'è la casa, il giardino, l'orto, la piscina, se vogliamo, cioè tutti gli elementi che costituiscono la casa, non una baracca che si ingrandisce con stanzine anno per anno o elezione per elezione, ma un progetto complessivo. Ecco, allora una piccola così, ma sono un documento che voi potreste trovare nel programma, il programma che è in internet, che potete chiedere a qualsiasi dei candidati che vi diranno, perché non l'abbiamo stampato, abbiamo detto a ogni candidato stampare il programma e dica chi che ve lo domanda, quindi così risparmiamo, diciamo. Allora, in questi, diciamo, decalogo, se vogliamo, per Summaga, abbiamo fatto una riflessione su quelle che sono le tre grandi assi, diciamo, di Summaga, che possono essere le assi di sviluppo. Le assi di sviluppo ci sembra siano certamente Via Franca come però la zona dello sviluppo edilizio.
Perché? Dello sviluppo abitativo, dello sviluppo, diciamo, dei servizi alla persona, dei negozi. Perché? Perché la via franca, dopo il passante, dopo la Postumia, non è più diventata una strada di grande traffico, è diventata una strada interna, un'importante strada interna, il viale di Summaga, è il viale sul quale si costruisce Summaga. Allora è logico che le abitazioni si concentrino attorno a questo asse. Non ha senso andare a costruire isole abitative intorno. Perché? Perché in termini economici, in termini di servizi, in termini proprio anche di economia perché poi le reti costano, i servizi di rete costano, quindi l'idea di pensare una Summaga che nell'asse via franca ha l'asse dello sviluppo abitativo, quindi a destra e a sinistra di via franca l'asse dello sviluppo abitativo. Questo è stato purtroppo rotto in qualche modo, questo legame della via franca come strada interna, come viale cittadino, un po' è stata rovinata, se vogliamo, da due elementi estranei che danno un po', che disturbano un po', ma che si cercherà poi di ammortizzare in qualche modo, che sono la rotonda per l'attraversamento della ferrovia e poi quelle fabbriche che sono state costruite, portate e sviluppate nell'area di via franca. Attività economiche che invece dovevano svilupparsi dove era più naturale che si sviluppasse, che era la Postumia. La Postumia, proprio per il fatto che è un'area di viabilità scorrevole, che ha un buon traffico, eccetera, che interessa anche chi fa attività commerciali, diciamo, o di piccola e media impresa, quella è un'area idonea perché è ben visibile, ben pubblicizzabile e ben anche servita dal punto di vista della viabilità. Dall'altra parte c'è il grosso problema di Noiari e quindi potremmo fare tutta una serie, sono scelte che vanno molto da lontano, però una comunità la deve considerare, cioè Noiari c'è, non si cancella, non esiste un muro per cui Noiari scompaia. Noiari è parte di Summaga, parte a tutti gli effetti Summaga. Però noi attorno a Noiari abbiamo avuto l'impressione che ci siano state, da parte della stessa amministrazione, delle strumentalizzazioni, cioè anziché essere responsabile di quello che rappresenta Noiari per la comunità, abbiamo avuto l'impressione che sia stata strumentalizzata. Il comitato della Cereal Doc, il fatto che il presidente del comitato della Cereal Doc sia candidato è un po' strano, perché quelle scelte, diciamo, su quell'area non le ha fatte l'opposizione, le ha fatte questa maggioranza. Per cui se qualcuno dovesse essere contro le scelte di quell'area, per coerenza dovrebbe essere da questa parte, non essere con chi ha fatto le scelte. Il problema vero è che si è cercato di nascondere quello che è la reale dimensione del problema di Noiari con un evento, tra l'altro, che potremmo anche dirlo alla luce del sole, cioè come si chiama, la centrale della Cereal Doc non è nata così all'improvviso. La centrale della Cereal Doc è stata presentata in comune a Portogruaro, è stata regolarmente approvata dal comune di Portogruaro. C'è stato un incontro, siccome il sindaco non si fidava dell'assessore all'urbanistica, ha preteso di parlare lui personalmente con i titolari di questa società. Hanno preteso di far cambiare il progetto, spostandolo da una parte all'altra. È stato cambiato il progetto. Cioè, a questo punto è la stessa amministrazione che promuove la costituzione di un comitato contro se stessa. Cioè, qui siamo alla politica finalizzata non più alla soluzione dei problemi, ma alla politica finalizzata quindi non ai cittadini. L'obiettivo non sono più i cittadini, sono i voti. E questo è grave. Quando un'amministrazione lavora per 5 anni avendo a riferimento soltanto l'elettore e non il cittadino, rischia di fare scelte che non sempre sono nell'interesse vero del cittadino.